Ora che la fiammata delle polemiche è spenta, ora che i fumi si sono dispersi da tempo, si può ragionare a mente fredda. Ma l'Unione regionale delle Pro Loco questo pensiero lo sta facendo da tempo, ancor prima che l'ennesimo dibattito sui Panevin tornasse alla ribalta nei giorni dell'Epifania. Non è un giorno di tradizione che incide sui valori di PM10, è vero, ma qualcosa in futuro si può fare. Meno Panevin, ma fatti meglio. I Panevin devono essere sostanzialmente controllati. Ci sono dei Panevin che rappresentano una tradizione, un evento importante, saliente per alcune località. Devo dire che una tradizione contadina, in ogni casa si faceva il falò e il Panevin, ora potrebbe diventare un momento di aggregazione riunendoli attorno a un unico sito o a pochi siti dove si festeggia tutti assieme con una situazione di realtà che è cambiata rispetto a 50 o 30 o 40 anni fa. Insomma, la proposta che verrà discussa nella giunta regionale dell'Umpli è proprio questa: accorpare i Panevini attorno a quelli maggiormente organizzati ed evitare i fai da te sparsi a macchie di leopardo. Sì, devo dire che questa potrebbe essere una strada da percorrere evitando iniziative singole, unitarie o sparse sul territorio. Obiettivo: trovare una sintesi per il prossimo anno. Noi faremo un'analisi di quelle che sono le posizioni più avanzate su questo argomento e troveremo sicuramente una soluzione.